Sabato 2 marzo al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto è stata ufficializzata la candidatura di Mirella Balliana. Come sta vivendo questi momenti? Innanzitutto lo sto vivendo con molta serenità e so che il compito che mi aspetterà non sarà facile, quindi avrò una alta responsabilità nel guidare eventualmente la città, sempre se i cittadini crederanno in noi e crederanno che possiamo dare una valida alternativa all'attuale amministrazione. Abbiamo sentito tante proposte provenire da diverse voci della vostra coalizione, perché la novità è che il centro-sinistra si presenta unito alle prossime elezioni. Sì, questo è una cosa interessantissima. Questa volta il centro-sinistra sarà unito. È stato un percorso in tranquillità, senza nessun scontro da un punto di vista politico. Abbiamo tutti posto l'obiettivo di riattivare Vittorio Veneto, di renderla Io ho usato la parola durante la mia conferenza di far rifiorire Vittorio Veneto. Vittorio Veneto è una città che ha bisogno di ripartire e di trovare nuovo impulso. Dal mio punto di vista c'è tanta energia, ci sono tante competenze da sviluppare, da far crescere all'interno di Vittorio Veneto e soprattutto crediamo che i cittadini di Vittorio Veneto possano dare un grosso contributo in questi termini. Infatti lei ha parlato di 4 pilastri su cui fonderà la sua campagna elettorale. Sì, i pilastri fondanti sono l'ascolto, la partecipazione, la trasparenza nel fare amministrazione e le competenze. Non sono semplici slogan, naturalmente li attueremo attraverso delle politiche partecipative e questo servirà come impegno per far avvicinare anche molti giovani all'attività amministrativa. Dobbiamo anche fungere come amministratori da staffetta per le nuove generazioni e quindi questo sarà un compito fondamentale. Poi ho parlato anche di competenze naturalmente perché per far decollare e ripartire la città servono persone competenti nei ruoli che andranno a ricoprire e soprattutto serve intercettare i fondi europei, in questo caso fondi regionali, e anche per fare questo ci vogliono persone competenti. Una delle cose su cui punteremo in maniera particolare sarà proprio quello di rinforzare gli uffici affinché ci sia all'interno una figura capaci di mettersi in relazioni con realtà come Treviso e la provincia di Treviso, dove questa ricerca di fondi è già partita e stanno avendo notevoli risultati. Nei prossimi mesi di campagna elettorale come incontrerete i cittadini? Allora, la campagna elettorale che vorrei fare è sicuramente all'esterno. Voglio fare una campagna elettorale confrontandomi con i cittadini all'aperto, soprattutto in spazi aperti. Voglio incontrare tantissime persone, saranno poche le conferenze chiuse all'interno di sale. Io durante la mia permanenza in Consiglio Comunale in questi 5 anni di minoranza ho portato avanti delle istanze sempre suggerite e con un confronto con i cittadini. Quindi questo sarà il mio filo conduttore della campagna elettorale. Tutta la sua squadra, a chi la sostiene, che cosa si sente di dire e che cosa si sente di dire ai cittadini di Vittorio Veneto? Allora, intanto vorrei ringraziare tutti coloro che in questo momento stanno lavorando, sono veramente numerosi, veramente adesso abbiamo 4 liste d'appoggio, però all'interno di queste liste ci sono molteplici persone che si stanno dando da fare e stanno elaborando analisi e sintesi rispetto agli interventi che si andranno a fare in città e quindi li ringrazio fortemente. Ai cittadini di Vittorio Veneto chiedo di credere in noi. Credo che ci sia la possibilità veramente di far rinascere Vittorio Veneto e Vittorio Veneto ha bisogno di essere curata nei minimi particolari.